A colpo d'occhio una nevicata fuori stagione e invece è stata una grandinata da record con circa 30 centimetri di chicchi di grandine a terra. Per asportarli sono serviti i badili. Una notte bianca, l'espressione usata anche via social da Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, territorio epicentro del maltempo che ha sferzato la Marca, in particolare nella sua fascia pedemontana. Nella città dai 100 orizzonti per ora ha dominato uno scenario surreale. Lavori di messa in sicurezza e ripristino sono andati avanti per tutta la notte e la giornata di oggi. Decine di uomini e mezzi impegnati, vigili del fuoco, protezione civile, operai comunali. Stamattina abbiamo dovuto spalare il ghiaccio rimasto sulla strada, circa 6 furgoni del comune, oltre ovviamente a pulire tutte le strade di accesso al centro che erano piene di foglie, rami, rametti. Dopo la paura e l'emergenza, il fronte più doloroso è quello della conta dei danni in agricoltura. Soprattutto in alcune località il raccolto è stato azzerato, non solo prosecco ma anche ciliegie e asparagi. Ci sono stati tantissimi danni alle coltivazioni nel territorio tra Pagnano e Casella, in particolare per i vigneti. Adesso i danni ancora non so esattamente, non mi è stato riferito, ma mi dicevano che la zona di Pagnano probabilmente hanno perso la cultura completamente. Vento forte, pioggia battente, temporali e grandinate a macchia di leopardo anche molto intense si sono registrate da Montebelluna, con danni alla palestra della scuola media di Biadene, a Meduna, Gorgo al Monticano, San Polo di Piave, a Giavera vissuti attimi di paura, violentissimo il nubifragio che si è abbattuto sul Montello. Spresiano è la località forse con più danni a strutture, scoperchiato il tetto della piscina Lovadina, numerosi gli alberi abbattuti, tante in tutta la Marca le auto ammaccate. La conta dei danni è in corso per l'attivazione dello stato di crisi e tutte le procedure risarcitorie collegate. Quantificarli ora è la priorità.